Bella raga, ciao a tutti del Commendone veneziano. Siamo a Glasgow. Tappa di oggi Glasgow, Manchester, tappa della Great Britain. Raga, siamo con l'EasyJet A320. Stiamo portando la pappa per i passeggeri. Oggi proviamo Manchester X, ragazzi. Siamo in un aeroporto bello, ma leggermente pesante. Adesso, ragazzi, lasciamo le immagini per vedere il carico del catering, carico passeggeri e carico bagagli. Set parking brakes. Attenzione a partire, si parte. Da Glasgow a Manchester. Autorizzazione. E andiamo, ragazzi. Andiamo a dominare la scena come solo noi sappiamo fare. E si vola. Ciao Glasgow, ciao Glasgow, ciao Glasgow. Raga, siamo in salita per quota 110. Stiamo procedendo molto bene. Non vedo l'ora di vedere l'aeroporto di Manchester. Speriamo bene. Ho solo paura un po' per il lag, ma l'ho visto un po' pesante. Però insomma, possiamo reggere l'urto.
del frame rate di Manchester. Andiamo a trovare José Mourinho. 2.00, quota di crociera non incredibile perché è un volo rapido, 168 miglia, ne mancano 160, un'oretta di volo contando tutto. E si è partito da Glasgow Center, arrivo Manchester Center. Ragazzi, questa crociera non è altissima proprio perché è una tappa insomma rapida per provare l'aeroporto di Manchester Hicks della Aerosoft. Ragazzi, 1-1-0 54 miglia all'arrivo, 7 fottutissimi minuti all'arrivo all'aeroporto di Manchester HCC in un alfabeto cumendiano, di una lingua cumendiana, di un mondo cumendiano. Ragazzi, il Cumen ormai è andato, il Cumen ormai ha preso una strada un po' curiosa. La pista 5L, messo le frequenze e la prua, e adesso vediamo, sinceramente speriamo bene. Sto sorvolando Liverpool, qua in questa zona qua c'è Liverpool Center, ma adesso giriamo a sinistra per Manchester. Questo teoricamente rende un po' la mappa. Ok, siamo a stati a 5000. Ormai ci siamo, l'aeroporto alla nostra sinistra. Vediamo, con l'aeroporto nuovo è sempre importante capire se siamo riusciti a far tutto in maniera corretta. Ecco, cominciamo l'allineamento alla pista 5L di Manchester. Ok. E adesso vediamo. Cosa combina Veneziano? Cosa combina l'ometto veneziano? Il sentiero di discesa, ragazzi, il problema è che registrando è un po' lentino, è pesante. Sto scenario purtroppo è pesante, questa piccola sfiga che do maroni. Dai. Dopo tanti scenari, diciamo, ottimizzati bene, questo è un po' vecchiotto anche e non è ottimizzato in maniera impeccabile, però pazienza. Se ci mettiamo così invece stiamo così. Purtroppo ottimizzare, vedi, se io mi metto così, questo è normale. Mamma mia. Dai che ci siamo. Dai raga, o adesso mai più. Minimum 200. Ma chi è sto pazzo? Ma no. C'è un aereo che sta partendo, non ci credo. Meno male. 50 30 20 retard 10. Ma sempre a me tocca. Piano. Ok. Ma sempre a me, oh, mi capitano tutte a me. Siamo arrivati, c'è molto... c'è traffico qui a Manchester, peccato, l'aeroporto è bellissimo, ma devo capire, forse ci sarà un modo per vederlo un po' meno laggoso, perché cazzo ci sono aeroporti più grossi che non sono così laggosi, ottimizzato un po' da culo. Però è molto molto bello, sopra vediamo un Lufthansa e un British che stanno rollando. Noi ci salutiamo ragazzi, un saluto del Comendone veneziano e siamo qua con il The Boring Comendiano. Ciao!